Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara valevole per la quinta giornata di eccellenza, girone A che vede scendere in campo Partinico Audace e Licata. Brugnone adesso pettinato, raggio perfetto sulla piana di prima, bella quell'idea sulla sovrapposizione di Tedesco che può mettere in mezzo questa palla. È diventato praticamente un tiro, ha fatto bene Tedesco perché le conclusioni così lui le ha. Poi la Vardera la controlla Gianni Calagna, ci ha provato destro e poi mancino, palla fuori, ma era abbastanza complicato da lì. Converge verso il centro del campo, lotta con la Vardera, si continua, poi conclusione da parte di La Piana che ha visto Longo leggermente fuori dalla porta. E uno come lui deve provarlo sempre quel tipo di tiro. Imbroggiano che salta nettamente di Mercurio, può attaccare la porta, vediamo, rientra sul mancino, poi appoggio per la conclusione di Greco, sporcata, probabilmente no, non è stata sporcata, ha calciato direttamente fuori, sembrava potesse esserci un tocco. Arbitro, sei un pezzo di merdoso! Sanseverino, lancio sul secondo, Raimondi di testa, però Valenti arriva prima, ma arriva prima anche il fischio del signor Ospedale che, aiutato da uno dei due assistenti, segnala il fuorigioco e di conseguenza calcio di punizione con Valenti che stava guadagnando anche qualche metro effettivamente. Perino immediatamente con il mancino proprio per D'Amico e poi Valenti con i pugni allontana come può la palla che rimane lì da Caronia e Valenti la stava anche portando direttamente in rete. Ragione per Brugnone che avanza sull'otto destro, può cercare un traversone al rimorchio e il vantaggio del Licata porta la firma di Greco che fa 0-1, minuto 59. La discesa di Brugnone è perfetta, palla con il contraggiri, piattone forte, non può nulla Longo del 0-1. Palmisano la controlla, forse cerca anche la conclusione da fuori, Palmisano non trova la porta ma non ha calciato male. E sicuramente non si staranno raccontando una storiella. Traversone al centro, Raimondi, palla che rimane lì, Valenti. Ipotizziamo dunque un tiro di Calogero La Piana che da quella posizione può essere pericoloso, vediamo. E invece va Privitero e ci smentisce subito. Conclusione forte, basta, la possemica non importa perché calcia lui e segna comunque 0-2, esultanza poi. Va Caronia, Passettini, va col destro, Valenti respinge. Minuto 94 di gioco, dovrebbe mancare soltanto un giro d'orologio. Perché non abbiamo visto se erano 4 o 5, e invece no, perché erano 4. E dunque finisce qui la partita, vince il Licata, vince con l'età di 0-2 e sale a quota 29 in classifica, vincendo contro un ottimo comunque Partinico Audace che continua a fare bene all'interno di questa stagione, e rimanendo quindi in classifica un po' nel calderone di tutte quelle squadre che stanno cercando di agguantare proprio il primo posto difeso al momento con le unghie con i denti da Licata.